Si è conclusa tarda sera ieri la riunione della giunta regionale presieduta da Nello Musumeci. Sul tavolo le decisioni da prendere, ovvero le nuove restrizioni necessarie, come dice Musumeci, dopo il calo di attenzione durante le feste. Siamo ancora riuniti come governo regionale per esaminare in maniera responsabile la relazione che arriva dal Comitato Tecnico Scientifico. Fotografa una realtà preoccupante perché è aumentato il numero dei contagi negli ultimi giorni, il periodo delle festività ha registrato un calo di attenzione e quindi le conseguenze si pagano adesso. Dovremo adottare delle misure restrittive e lo faremo dopo una riflessione assai approfondita nella giornata di domani. Nel frattempo arriveranno le determinazioni del governo nazionale, ci confronteremo con Roma e dobbiamo necessariamente correre ai ripari perché è un peccato di fronte alla campagna di vaccini che ci vede fra le prime regioni in Italia, mobilitando centinaia e centinaia di personale sanitario, e poi dobbiamo registrare la impennata dei contagi che rischia di mettere tutto in discussione. Quindi serviranno provvedimenti necessari, adottati con fermezza, purtroppo dico, ma abbiamo la necessità di farlo. Domani sarete aggiornati sulle cose essenziali. Sulla scuola c'è poco da aggiungere, la didattica a distanza continua fino al giorno 10, per le altre scuole, per gli altri ordini e gradi rimane vigente il provvedimento nazionale, ma anche sul fronte delle scuole domani decideremo quale sarà la misura più giusta e ragionevole. Così la Sicilia si appresta a diventare zona rossa e, come abbiamo sostenuto già nel recente passato, paghiamo tutti per colpa di pochi, si direbbe i soliti cittadini stupidi che si sono lasciati andare ancora una volta. Ma il calo di attenzione riguarda solo la gente oppure è da attribuire a coloro che non hanno saputo fronteggiare per come si deve l'emergenza? Vedere ad esempio i supermercati strapieni senza distanziamento, di chi è la colpa? Solo degli stupidi o anche di chi sembra assente e spesso lo è dal punto di vista dei controlli? Durante il primo lockdown si è usato il pugno duro anche quando era giusto ascoltare le ragioni delle persone. Poi si è passati dal troppo al quasi niente. Adesso ci risiamo con le restrizioni, spinti anche dagli esperti che chiedono rigore. Intanto la zona rossa non ce la toglie nessuno e auguriamoci che prevalga almeno un tantino di buonsenso per salvare il salvabile. Certo sono ore difficili e sembra una forzatura parlare in questo momento di riapertura delle scuole come priorità. Ma aspettiamo le prossime ore per conoscere quale decisione verrà presa e speriamo davvero che i vaccini ci diano una mano per chiudere definitivamente questa triste e brutta storia.